Srdečnije pozdrawiam panią Anię Golędzinowską. Dla nas to jest specjalna okazja. Bardzo się cieszymy, że pani jest dzisiaj z nami. Hvala. Torej lepo pozdravljamo našo gostjo Anjo Golędzinowsko, katere življenjska zgodba je izjemno zanimiva. Naša gostja prihaja iz Poljske, sedaj pa živi v Italiji. Nam bo predstavila, kako je, se pravi, Jezus jo rešil iz dna, kot pravi naslov njene knjige, Rešena iz pekla. In se mi zdi, bo res to ena izjemna izkušnja že nas, da bomo slišali njeno življenjsko zgodbo. Z nami je tudi Martin Lisec, ki bo prevajal to predavanje. Facciamo da seduti o no? Da seduti? Da seduti o in piedi? Come vuoi. Ok. Dober dan. Buongiorno. Ok. Ciao a tutti, io mi chiamo Anja, ho 34 anni. Lep pozdrav sem skupaj, ime mi je Anja, stara sem 34 let. Sono polacca, ho vissuto in Polonia per 16 anni. Sem iz Poljske in 16 let sem živela na Poljskem. Poi sono andata a vivere a Milano. Potem sem šla živeti v Milano, Ho vissuto lì 12 anni. tam sem živela 12 let. E poi sono andata a vivere a Medjugorje. Potem sem šla živeti v Medjugorje. Conoscete Medjugorje? Poznate Medjugorje? Ok, è vicino, eh? Je blizu tukaj, a ne? Allora, ho vissuto a Medjugorje in generale in convento con le suore per 3 anni. V Medjugorju sem živela v samostanu skupaj s sestrami bolj ali manj 3 leta. Poi le suore mi hanno presentato un ragazzo Potem so mi sestre predstavile nekega fanta, che dopo è diventato mio marito. ki poznaje postal moj mož. Io non ho mai preso voti da suora, Nikoli nisem naredila za obljub, torej nisem bila redovnica. però per 3 anni vivevo proprio come loro, pregavamo 6 ore al giorno, lavoravo, facevo quello che fanno le suore, pregavo soprattutto. Ampak 3 leta sem živela njihovo življenje. Živela sem kot one, 6 ur na dan smo molili, delala sem z njimi, živela sem kot one. Però all'inizio la mia storia è molto cruda, ve la devo raccontare, perché solo così capiremo cosa Dio è capace fare nelle nostre vite. Tudi moje življenje se je začelo zelo trdo, je bilo zelo težko. In vam želim povedati nekaj o tej svoji izkušnji, kajti samo tako bomo razumeli, kaj je Bog storil v mojem življenju. Sono nata in una Polonia molto povera, mia famiglia era molto povera, mio papà era un uomo alcolizzato. Rojena sem bila v revni Poljski, moja družina je bila zelo revna in moj oče je bil alkoholik. Forse perché anche lui aveva dei sogni, aveva dei progetti che non è riuscito a realizzare, quindi annegava i suoi sogni nelle bottiglie di vodka. Mogoče je imel tudi on svoje sanje, je imel načrte, ki jih ni uspel resničiti, zato je utapljal to svojo bolečino v steklenicah vodke. Oggi vi volevo parlare di 2 cose, del perdono e di amore. Danes bi vam rada spregovorila o 2 stvarih, o odpuščanju in o ljubezni. Io amavo tanto mio padre, Zelo sem imela rada svojega očeta. era un buon uomo. Dober človek je bil. Quando avevo 10 anni però è morto, Ko sem bila stara 10 let, je pa umrl. saliva una scala che lo portava al supermercato per comprarsi bottiglia di vodka, invece questa era l'ultima scala che ha visto. Uspenjal se je po nekih stopnicah v neko trgovino, kjer si je pač hotel kupiti novo steklenico vodke, ampak te stopnice so bile zadnje v njegovem življenju, ki jih je videl. Ha scivolato, ha sbattuto la testa, è morto, per 3 giorni stava sdraiato per terra. Spodrsnilo mu je, udaril je z glavo ob stopnice, 3 dni je bil v komi.
Nessuno si fermava perché pensavano che era un altro ubriacone della Polonia di allora che ha bevuto e quindi sta dormendo. Ležal je tam na stopnicah 3 dni in nihče se ni ustavil, ker so pač ljudje, ki so hodili mimo, mislili, da je še pač en pijanec, ki je omagal tam pred trgovino. È proprio lì, indifferenza, che tanti di noi hanno oggi, In prav ta brezbrižnost, ki jo danes toliko vidimo ali pa ki jo živi toliko ljudi, magari se qualcuno si fosse fermato, magari lui sarebbe ancora vivo. če bi se takrat mogoče kdo ustavil, bi bil on mogoče še sedaj živ. Magari avrebbe avuto la seconda occasione per uscire dall'alcol, per cambiare vita. Mogoče bi imel drugo priložnost, da bi končal z pitjem, da bi spremenil svoje življenje. Ma noi tante volte facciamo finta di non vedere, finché non tocca a noi, finché non è morto un nostro amico, un nostro familiare. Ampak mi se tolikokrat delamo, da ne vidimo vse do tiste točke, dokler se ne dotakne nas samih, dokler ne umre kakšen naš sorodnik, kakšen naš prijatelj. Allora lì ci chiediamo, ma perché? Perché a me? Perché è successo a lui? In takrat se vprašamo, zakaj? Zakaj se je to zgodilo meni? Zakaj se je to zgodilo njemu? Invece bisognerebbe chiedersi prima perché succedono certe cose. Ampak prej si je potrebno zastaviti to vprašanje, zakaj se dogajajo določene stvari. Nessuno di noi, nessuno di voi viene qua su questo mondo cattivo. Nihče izmed nas, nihče izmed vas ni prišel hudoben na ta svet. Tutti arriviamo, a parte il peccato insomma originale, però arriviamo innocenti con un cuore puro, vogliosi di amare, di essere amati. Vsi se rodimo, seveda imamo izvirni greh, ampak rodimo se s čistim srcem, z željo, da bi ljubili in da bi bili ljubljeni. Ma tante volte le ferite che ci fanno grandi, anche i nostri familiari o vicini, fanno sì che noi sbagliamo strada. Ampak pogosto tiste rane, ki nam jih prizadenejo odrasli, velikokrat tudi naši družinski člani, to stori, da zgrešimo pot. Perché andiamo a cercare amore e la felicità che in casa nostra non abbiamo trovato da un'altra parte. Ker gremo iskat na lov za ljubeznijo in za srečo nekam, tja iskat srečo in ljubezen, ki jo doma nismo dobili, nekam drugam. E io cercavo amore e la felicità sbagliando strada. In tudi jaz sem iskala ljubezen in srečo in sem pri tem zgrešila pot. Perché quando mio padre è morto, mia mamma ha iniziato a portare a casa dei uomini, uno di questi avevo 13 anni e abusò di me. A 10 anni abusò di me. Kajti, ko je torej umrl moj oče, je moja mama začela vsak dan voditi domov take in drugačne moške. In ko sem bila stara 10 let, je eden od teh njenih moških zlorabil tudi mene. Quando gliel'ho detto, lei non mi ha creduto, perché molte volte è più facile non vedere e non credere per non ammettere i nostri sbagli come genitori. Mami sem to povedala, vendar mama ni verjela, kajti velikokrat je lažje ne verjeti in ne videti, kakor pa priznati svoje starševske napake. A 13 anni ho tentato suicidio. Pri 13 letih sem poskušala narediti samomor. Mi cercava polizia, servizi sociali. Iskala me je policija, socialne službe. Sono scappata dall'ospedale con il flebo dentro il braccio e in pigiama. Pobegnila sem iz bolnice v pižami z iglo v roki. Rubavo, prendevo la droga. Kradla sem, drogirala sem se. Mia nonna ha voluto adottarmi, ma dopo qualche settimana non mi voleva più. Moja babica me je želela posvojiti, vendar ko sem bila nekaj tednov z njo, se mi je odpovedala tudi ona, me ni želela več pri sebi. Perché la trattavo male. Ker sem se zelo grdo obnašala do nje. Ma io la amavo più di tutte altre persone al mondo. Ampak jaz sem jo imela rajši kot kogarkoli drugega na svetu. È strano sto meccanismo, no? Nenavadno je to, a ne? Io la amavo più di tutti e la trattavo male, perché? Najbolj na svetu sem jo imela rada, vendar sem z njo zelo grdo ravnala. Zakaj se to dogaja?
perché avevo paura che pure lei mi avrebbe ferito e che tutto amore che dice di avere per me non sarebbe mai bastato per perdonarmi fino in fondo tutte le cose che io combino. Zato, ker sem se bala, da bo vsa ljubezen, o kateri mi je govorila, da vsa ta ljubezen ne bo zadoščala in da se jim bo tudi ona odpovedala. Allora poi a 16 anni ho conosciuto delle persone che mi hanno promesso un lavoro in Italia come modella. Pri 16 letih sem potem spoznala neke tipe, ki so mi obljubili, da mi bodo uredili, da bom delal v Italiji, da bom delala kot model, kot manekenka. Minorenne sono partita, sono arrivata a Milano, ma poi non potevo, insomma, perché ero minorenne e dovevano firmare permesso i miei genitori adottivi. Torej bila sem mladoletna, šla sem v Milano, ostala tam nekaj časa in se potem vrnila, ker bi morali moji skrbniki podpisati dovoljenje za moje bivanje v Italiji. Poi, allora, quando sono tornata la seconda volta non sono più arrivata a Milano, mi hanno portato alle porte di Torino. Potem, ko sem se pa drugič vrnila v Italijo, ponovno z obljubo, da bo delala kot manekenka, me niso peljali v Milano, ampak v predmestje Torina. Mi hanno portato in un garage trasformato in locale di terza categoria dove mi hanno preso documenti e dove hanno cercato di farmi prostituire. Odpeljali so me v neko garažo, ki je bila spremenjena v neko beznico, v nek lokal tretje kategorije, pravi. Vzeli so mi dokumente in so želeli, da bi se prostituirala. Io ero minorenne, non parlavo nessuna lingua. Bila sem mladoletna, stara sem bila 16 let, nisem govorila italijanščine, niti nobenega drugega tujega jezika. Questo 17 anni fa. Pred 17 leti je to bilo, 16. Non avevo documenti e in mezzo a queste persone c'era un ispettore di polizia che veniva a divertirsi in quel locale, quindi neanche la polizia si poteva chiedere aiuto. Torej nisem imela dokumentov in med temi gosti tega lokala je bil tudi en policijski inšpektor, ki se je prihajal tja pač zabavati, kar pomeni, da se niti na policijo nisem mogla obrniti. Dopo tanti anni ho testimoniato in tribunale contro queste persone. Veliko let zatem sem pričala na sodišču proti tem osebam. Sono state arrestate. Bili so zaprti, torej zaprli so jih. Ispettore faceva parte dell''ndrangheta calabrese, della mafia calabrese. Torej ta policijski inšpektor je bil del kalabrijske mafije v Italiji. Prima di scappare da quel locale un cliente mi ha violentato d'accordo con loro. In preden sem uspela pobegniti iz tistega lokala, me je eden od gostov tega lokala v sodelovanju oziroma s privolenjem teh lastnikov posilil. E poi ho conosciuto un ragazzo che mi ha aiutato a scappare. In potem sem spoznala nekega fanta, ki mi je pomagal pobegniti. Allora, adesso io non vi ho raccontato questa storia perché voglio che siete tristi. Ne pripovedujem vam tega zato, ker bi želela, da občutite žalost. Perché io oggi non mi sento una vittima. Kajti danes se jaz ne počutim več kot žrtev. Io oggi penso che tutte le cose che mi sono successe mi dovevano succedere perché potessi essere avanti a voi a dirvi. Danes mislim, da vse to, kar se mi je zgodilo, se mi je moralo zgoditi zato, da sem lahko danes tukaj pred vami, da bi vam povedala tole. Che Dio esiste e che si può perdonare qualsiasi cosa. Da Bog obstaja in da je mogoče odpustiti karkoli. Allora, io non sono tornata in Polonia perché quello che ho lasciato era niente. Torej, ko sem pobegnila, se nisem vrnila na Poljsko, kajti tam nisem pustila pravzaprav ničesar. Sono rimasta in Italia, arrivata a Milano, ho iniziato a lavorare per le agenzie di moda in televisione. Ostala sem v Milanu in začela sem delati z raznimi modnimi agencijami, začela sem delati tudi na televiziji. Sempre sbagliando per strada. Ampak še vedno sem hodila po napačni poti. A Milano soprattutto, dappertutto, però a Milano nell'ambiente dello show business si fa molto uso di droga. V Milanu, pa ne samo v Milanu, malo povsod, torej v tem svetu show biznisa, se konzumira ogromne količine droge. Io facevo tanto uso di droga, tante volte non dormivo di notte, solo di giorno, se prendevo le pastiglie per dormire.
Tudi sama sem veliko jemala droge, nisem spala po noči, spala sem po dnevi, pa še to samo, če sem vzela uspavalne tablete. Tante volte andava a cavalcioni per terra a cercare nelle fessure del pavimento, quando è finito la coca, se ci fosse ancora un granulo della sera di prima. Spomnim se, kako sem velikokrat šla na kolena v stanovanju in v teh razpokah med parketom iskala, če je še kakšno zrno, kakšen drobec kokaina, potem, ko nam ga je zmanjkalo. Mi stavo bruciando cervello, Kurila sem si možgane, mi stavo bruciando fisico kurila sem si telo e non mi ricordavo neanche cosa avessi fatto poche ore prima. in sem prišla v neko fazo, ko se nisem več spomnila, kaj sem počela nekaj ur prej. Ho visto quel mondo a colori che noi vediamo in televisione e pensiamo che dà la felicità. Videla sem ta svet v barvah, ki ga vidimo mi na televiziji in sem bila prepričana, da je to seveda svet, ki ti da srečo. La gente ricca, le macchine belle, ho detto mamma mia, questa è la felicità. Bogati ljudje, lepi avtomobili, sem rekla, mamma mia, to je sreča. Ho conosciuto un fidanzato, siamo andati, stavamo insieme per 2 anni, ogni weekend andavamo a Monte Carlo, a Saint-Tropez, qualsiasi cosa io volevo ce l'avevo. Potem sem hodila z enim fantom in vsak vikend sva šla ali v Saint-Tropez ali Monte Carlo, imela sva vse, kar sva hotela. Però l'unica cosa che cercavo era amore. Ampak edina stvar, ki sem jo v resnici iskala, je bila ljubezen. Allora più lo cercavo, più non uscivo a trovarlo, più cercavo di azzittire questa voce, più mi drogavo. Torej, bolj sem to iskala, bolj sem poskušala utišati ta glas, bolj sem se drogirala. E una notte mi sono svegliata perché mio cane abbaiava. In nekaj noči sem se zbudila, ker je moj pes, ki sem ga imela, sredi noči lajal. A fianco mio letto c'era un uomo vecchio con la barba. In ob moji postelji je stal nek starec z brado, Che mi guardava e scuoteva la testa. gledal me je in zmajeval z glavo. Io ho pensato, no, con alcol, droga, sicuramente ho delle allucinazioni. Mislila sem tistim alkoholom, drogo, imam privide. Ho acceso la luce, Prižgala sem luč, perché ho detto accendo la luce, se è un sogno, se è un'allucinazione sparisce. sem rekla, če bom prižgala luč, če je to nek privid, bo seveda izginil. Mio cane ancora abbaiava quell'uomo, Moj pes je še kar lajal na tega moža. quindi se io ero fatta, allora anche il cane era fatto. Torej, če sem bila jaz malo out iz sebe, je bil tudi pes malo iz sebe, a ne? Allora io lo guardavo, lui era ancora lì che mi guardava e scuoteva la testa. Prižgala sem torej luč, ampak on je bil še vedno tam, me je gledal in zmajeval z glavo. E non diceva niente, però il modo in quale mi guardava mi faceva sentire in colpa e lui mi diceva, Ania, ma che stai facendo? Nič ni govoril, ampak na način, kako je zmajeval z glavo, sem čutila, da mi pripoveduje oziroma da me sprašuje. Anja, pa kaj vendar počneš? Poi è sparito. In potem je zginil. Allora io... Sì. Allora io non andavo in chiesa, Nisem hodila v cerkev, se vedevo un prete mi veniva orticaria, če sem videla kakšnega duhovnika, so mi prišle rdečke gor, se vedevo la chiesa passavo dall'altra parte della strada. če sem videla cerkev, sem šla na drugo stran ceste. Questo è successo circa 10 o 12 anni fa. To se je dogajalo 10-12 let nazaj. Io non sapevo niente dei santi, delle apparizioni, Nič nisem vedela o svetnikih, o prikazovanjih, però per tanti anni mi ricordavo questo vecchio con la barba. ampak veliko časa se mi je ta starec z brado vtisnil v spomin. Qualcuno mi ha detto, ma magari tuo papà che ti è venuto a trovare. Pa kakšen mi je potem rekel, mogoče pa to tvoj oče, ki te je prišel obiskati. Allora io pensavo, ma chissà, se è vero che quando uno muore c'è un altro posto dove va,
Jaz sem si mislila, kaj pa vem, ker če je res, da ko umremo, ko nekdo umre, da gre nekam na neko mesto, Magari mio padre gli è cresciuta la barba e è venuto a trovarmi, mogoče je res mojemu očetu zrasla brada in me je prišel obiskat. però non trovavo la pace nel cuore, non era la risposta giusta. Ampak to mi ni napolnjevalo z mirom v srcu, ni bil pravi odgovor. E solo dopo tanti anni, quando sono andata a vivere a Medjugorje, mi hanno dato un libro che raccontava la vita di un santo e c'era la sua foto sulla copertina. Veliko let pozneje, ko sem šla živeti v Medjugorje, so mi dali življenjepis nekega svetnika in na naslovnici te knjige je bila slika tega svetnika. Era la foto di Padre Pio Bila je slika očeta Pija, Padre Pio. e io lì ho visto su quella copertina l'uomo che mi era venuto a trovare tanti anni prima per avvisarmi che non mi dovevo comportare così. In na tisti naslovnici sem prepoznala moža, ki mi je toliko let prej prišel upomniti, da ne smem več tako živeti. Allora la mia vita a Milano era finta. Moje življenje v Milanu je bilo navidezno zlagano. La mia vicina di casa era Donatella Versace. Blizu mojega stanovanja je stanovala Donatella Versace. Lavoravo con le persone come Flavio Briatore, Naomi Campbell, Delala sem z ljudmi kot Flavio Briatore, Naomi Campbell, Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio Janet Jackson, Paris Hilton e tanti altri. E tanti altri. in mnogi drugi. Vsi ti in mnogi Ok. drugi. E praticamente avevo una vita finta, avevo capelli finti, le unghie finte. Živela sem neko umetno življenje, imela sem umetne lase, umetne nohte. Non uscivo di casa se non avevo la maschera in faccia, se non ero vestita in un certo modo. Nisem šla iz stanovanja brez maskare, brez make-upa, nisem šla iz stanovanja, če nisem bila oblečena na nek določen način, Se non avevo l'ultima borsa di Louis Vuitton, če nisem imela zadnje torbice Louis Vuittona, se non sono andata 4 volte la settimana da parrucchiere, če nisem šla 4-krat na teden k frizerju. prendevo le pastiglie illegali per dimagrire. Uživala sem tablete za shujšanje, ki sem jih dobila na črnem trgu. Io e tante mie amiche. Jaz in mnoge druge moje prijateljice. Adesso questo dottore è in galera perché le pastiglie erano molto pericolose. Ta zdravnik, ki nam jih je dajal, je zdaj v zaporu, kajti ta zdravila so bila zelo nevarna. Oggi mi vedete ingrassata 20 kg. Danes sem, tako kot me vidite, tehtam 20 kg več kot takrat. Perché 3 anni con le suore che cucinano bene Kajti 3 leta s sestrami, sestre veste, da zelo dobro kuhajo. e poi anche perché mi sono sposata, In tudi zato, ker sem se poročila, ho iniziato a mangiare finalmente tutto quello che per anni non mangiavo, sem končno začela jesti vse tisto, česar leta nisem jedla. perché dovevo essere come mi volevano gli altri. Ker sem morala biti takšna, kakršno so me želeli drugi. Non ero mai io, Anja. Nikoli nisem bila jaz, Anja. Quando a Milano ti chiedono come stai, a nessuno interessa la risposta. Ko te v Milanu vprašajo, kako si, nikogar v bistvu ne zanima odgovor. Lì sei solo un prodotto che si deve ben vendere. Tam si samo produkt, ki ga je treba dobro prodati. Sei tipo come la mucca al mercato, no? Quella troppo grassa, quella troppo bassa, questa c'ha orecchio più grande dell'altro. Si kot krava na sejmu. Ta je malo predebela, ta je preniska. Sei carne da macello. Si v bistvu meso za ubijanje. Io avevo un fidanzato molto innamorato di me. Imela sem zaročenca, ki je bil zelo zaljubljen vame. Siamo stati insieme 3 anni 3 leta sva bila skupaj. e praticamente lui fa parte di una delle famiglie più famose, più ricche, più importanti che c'è almeno in tutta Europa. In on je iz ene najpremožnejših, najvplivnejših družin iz Evrope. Noi giravamo con le guardie del corpo, con aereo privato. Okoli sva hodila z varnostniki, z privatnimi letali, Ma io non ero più felice. ampak jaz nisem bila več srečna. Allora un giorno hanno sentito la mia storia, hanno voluto fare un libro con questa storia In nekega dne, ko so slišali to mojo življenjsko zgodbo, so želeli izdati knjigo.
Però questo editore ha detto tu prima devi venire con me a Medjugorje. Ampak ta predstavnik založbe, založnik, urednik mi je rekel, preden boš izdala knjigo, moraš iti z mano v Medjugorje. Io ho detto vabbè, questo mi pubblica libro, che me ne frega, vado a Medjugorje. In jaz sem rekla, ok, ta mi bo izdal knjiga, briga me, grem z njim v Medjugorje. Non ho bisogno. Ne rabim sicer ita, ne? Chi di noi ha bisogno di Dio quando sta bene? Kdo od nas ima potrebo po Bogu, kadar živi v redu? Però sono partita perché questo mi faceva il libro. Siamo arrivati a Monte Podbrodo dove una delle veggenti ha le apparizioni. Torej sem šla v Medjugorje in sva prišla v Podbrdo, kjer se Marija prikazuje eni od vitkin. Sapete, viaggio a Medjugorje 10 ore da Milano, questo 150 rosari in macchina, io pensavo di morire. Si predstavljate, ne? 10 ur vožnje iz Milana do Medjugorja, 150 rožnih vencov, jaz mislim, da bom umrla. Mi diceva Anja, vuoi fare una decina? In me je vprašal ta urednik, Anja, a bo zmolila eno desetko? E io facevo finta di dormire. Jaz sem se delala, da spim. Siamo arrivati su quel monte dove Mirjana ha queste apparizioni. Ko smo prišli na ta hrib, kjer se Marija prikazuje Mirjani, E io sono stata lì dalle 6 del mattino fino a circa le 9, non ho visto, non ho sentito completamente niente. sem bila na tistem hribu od 6 zjutraj pa tja do 9 dopoldan, nisem slišala, videla nič. Gli ho detto, senti, qua è tutta una truffa, è un business, qua non appare niente solo per fregare soldi ai pellegrini. In sem rekla, to je vse skupaj en nateg, tukaj se ne dogaja nič drugega, razen to, da pulijo denar od romarjev. E lui mi ha detto, Ania, tu ancora non sai, ma dentro tuo cuore già qualcosa è cambiato. In on mi je odgovoril, Anja, ti še ne veš, ampak v tvojem srcu se je že nekaj spremenilo. Io ho detto, questo è pazzo. Skva, ta je nor. Che ne sa lui cosa ha cambiato dentro il mio cuore? Kaj ve on, kaj se je v mojem srcu spremenilo? Però ho detto, vabbè, mi pubblica libro, sto zitta, facciamogli credere che ha ragione. Ampak sem rekla, ok, izdal mi bo knjigo, bom tiho, gremo naprej. Siamo arrivati sotto l'altro monte che c'è a Medjugorje, Križevac. Potem smo prišli pod Križevec. Siamo arrivati lì, c'era la Via Crucis. Io 7 anni fa non avevo più pallida idea cos'è la Via Crucis. In tam je, torej na ta hrib je križev pot in 7 let nazaj nisem imela pojma, kaj je križev pot. Ho iniziato a salire quel monte, Začela sem se vzpenjati na ta hrib sono arrivata alla terza stazione in ko sem prišla do 3. postaje, e lì ho detto non ci vado più su. sem si rekla, ne grem več naprej. A Milano avevo la signora delle pulizie che mi faceva tutto perché io dovevo salire fino su e poi pure scendere giù, che era fatigoso. V Milano sem imela čistilko, ki je naredila vse na mesto mene in sem si rekla, pa zakaj moram jaz zdaj riniti gor in potem se vračati če dol nazaj z tega Ho hriba. detto vado al bar, mi bevo una birra, poi altri si fanno tutto il giro e mi dicono cosa c'era sopra. Sem si rekla, grem nazaj dol, grem v bar, naročila bom eno pivo in oni bojo medtem tako in tako prišli nazaj in bojo povedali, kaj se je dogajalo gor. Furba, eh? Sem bila predbrisana, ne? Allora poi ho sentito una voce, Potem pa sem začutila v sebi nek glas, zaslišala nek glas. ma non è che solo io sento le voci, Ne slišim samo jaz nekih glasov, ne? perché è una voce che parla a ognuno di voi, To je glas, ki govori vsakem izmed vas. da quando siete nati, Odkar ste rojeni. solo che nel caos di tutti i giorni noi non riusciamo a sentirla. Problem je to, da v kaosu tega vsakdanjega življenja, tega glasu ne uspemo več slišati. Ma quando siete da soli, che non dovete mettere in faccia le maschere, Ampak ko ste sami, ko vam ni treba natikati mask na obraz, quando siete in silenzio, ko ste v tišini, lì quella voce vi parla. takrat vam ta glas govori. E a me mi diceva, Ania, tu sei arrivata qua e finché non sali lassù non saprai mai per quale motivo ci sei andata. In ta glas mi je takrat rekel, Anja, ti si prišla sem in dokler ne greš do vrha, ne boš nikoli vedela, zakaj si pravzaprav prišla. Allora ho detto, no, ce la faccio pure io, come le vecchiette che correvano su e giù. In sem si rekla, ne, tudi jaz grem gor do vrha, tako kot te starke, ki laufajo gor in dol. Ho iniziato a camminare su quel monte, ma come spinta da una forza maggiore, come se fosse abbassato solo per me.
Začela sem hoditi in zdelo se mi je, kakor da me neka višja sila spodbuja, kakor da bi se hrib ponižal oziroma spustil. Sono arrivata in fondo alla Croce Bianca In sem prišla do Belega križa e sono caduta davanti in ginocchio e ho iniziato a pregare. in sem pač padla na kolena in sem začela moliti. Ma non ero io a pregare, Nisem molila jaz, perché 7 anni fa io non sapevo manco dire un'Ave Maria. kajti do pred 7 let nazaj nisem znala niti ene zdrave Marije Erano le zmoliti. parole che mi uscivano da sole dalla bocca. Besede so vrele same iz mojih ust. E lì ho sentito la stessa voce che mi diceva: Ania, tu devi perdonare. In tam sem ponovno zaslišala ta isti glas, ki mi je rekel: Anja, odpustiti moraš. Devi perdonare a tutti quelli che ti hanno fatto del male. Odpustiti moraš vsem, ki so ti storili zlo in krivico v življenju. Mi si sono aperte le labbra e sono uscite 2 parole. Odprla sem usta in ven sta se izvili 2 besedi. Vi perdono. Odpuščam vam. Semplici, eh? Preproste besede, a ne? Ma provate a dirle con cuore a chi vi ha fatto del male. Ampak poskušajte to iz srca izreči tistim, ki vam je res storil kakšno krivico. È molto difficile. Zelo težko je. Da quel momento il mio cuore si è spaccato in 1000 pezzi e finalmente ho sentito una grande leggerezza. V tistem trenutku se je moje srce razbilo na 1000 koščkov in kar nenadoma sem začutila neko neverjetno lahkotnost. Ho iniziato a piangere tutte le lacrime che avevo dentro il cuore. Začela sem jokati, zjokala sem vse solze, ki sem jih nosila v srcu. Perché io dovevo sempre far vedere che io non ho bisogno di nessuno, che posso fare tutto da sola. Ker jaz sem morala vedno kazati, da ne potrebujem nikogar, da lahko vse naredim sama. Invece lì mi sono accorta che sama non posso fare niente. Invece, ampak tam sem spoznala, da sama ne morem storiti nič. Ognuno di noi ha bisogno di qualcuno che lo ami, che lo prende per mano, che gli indichi la strada. Vsak izmed nas ima potrebo po nekom, ki ga ljubi, ki ga prime za roko, ki mu pokaže pot. Allora io ho lasciato tutto quello che avevo a Milano, Torej, potem sem zapustila vse tisto, kar sem imela v Milanu. ho lasciato la casa, ho dato via la macchina, ho dato le chiavi alla parrocchia vicino, ho detto andate e prendete quello che volete. Oddala sem stanovanje, ključe sem dala župni in rekla, poberte tisto, kar potrebujete. Ho lasciato fidanzato, Pustila sem zaročenca sono andata a vivere con le suore a In se- Medjugorje. in sem šla živeti k sestram v Medjugorje. Erano 3 anni più belli di tutta la mia vita. In to so bila 3 najlepša leta mojega življenja. Mi vestivo con quello che portavano pellegrini, Oblačila sem se v tisto, kar so pač romarji darovali. mangiavamo quello che portavano pellegrini, Jedli smo tisto, kar so pelegrini darovali, prinesli. anche se, Romarji, pardon. anche se scaduto, Tudi če je bila hrana že pretečena, perché non si butta via niente. kajti ničesar nismo metali stran. C'è la gente che muore di fame. Kajti na svetu ljudje umirajo tudi od lakote. E sapete, quando sono arrivata dalle suore tutta magra con tacchetto, In si predstavljate, ko sem prišla k sestram, vsa suha, suha, magra. magra, ok, ho detto, sentite, io faccio tutto, ma non fatemi lavare bagni, perché bagni io non li lavo. Sem rekla, gledajte, karkoli mi lahko date za delati, ampak ne recite mi, naj pomivam veceje. La suora mi fa, ah sì? In ta glavna sestra je rekla, a res? Se tu vuoi rimanere qua, da oggi sei addetta al lavaggio di tutti i bagni che ci sono in comunità. Če hočeš ostati tukaj, si od danes naprej odgovorna za čistočo vseh vecejev in kopalnic, kar jih imamo v samostanu. E io da quel giorno ho dovuto lavare tanti bagni. In od tistega dne naprej sem morala pomivati mnogo stranišč in mnogo kopalnic, Ma lo facevo con sorriso, ampak sem to delala z nasmehom, perché sapete, dopo tante ore di meditazione davanti alla tavoletta del VC, ker veste, ne, po tolikih urah meditacije pred straniščno školjko mi sono accorta che non stavo lavando affatto bagni,
sem razumela, da v bistvu ne čistim vecejev, Stavo lavando la mia anima sporca di tutto peccato che ho accumulato per anni, ampak da čistim svojo dušo, v kateri se je v tolikih letih nabralo toliko greha. Ho imparato tante cose, ma vi dico solo due. Veliko stvari sem se tam naučila, ampak samo dve bi vam rada povedala. Perdonare e amare. Odpustiti in ljubiti. Perdonare perché se una vittima di violenza, di stupro, di tante cose brutte può perdonare, tutti lo potete fare. Odpustiti, kajti če ena žrtev nasilja, posilstva, kot sem jaz, sem to uspela, potem lahko to vsi uspemo. Quando sono riuscita a perdonare tutti, ma soprattutto dopo tanti anni a mia mamma, Ko sem uspela odpustiti vsem, posebej pa še po dolgih letih moji mami, e dopo tanti anni ci siamo nuovamente riabbracciate, in ko so se po dolgih letih ponovno objeli, ci siamo chieste scusa, abbiamo pianto tanto. prosili odpuščanja drugo in veliko jokali, Io mi sono accorta che non potevo prendermela con lei, perché anche lei una volta era una figlia. jaz sem razumela, da ne smem biti jezna nanjo, kajti tudi ona je bila nekoč neka hčerkica, otrok. Anche lei una volta ha avuto dei genitori che forse non gli hanno dato amore che lei aveva bisogno. Da je tudi ona imela neke starše, ki tudi njej mogoče niso dali ljubezni, ki jo je potrebovala. E quindi poi lei non sapeva farlo con noi. In seveda tudi ona potem ni znala z ljubeznijo ravnati z nami. Io vi invito, se avete litigato con qualcuno, Povabim vas, da če ste se s kom prepirali, če ste s kom v sporu, di prendere telefono in mano oggi, da vzamete danes v roke telefon, chiamare questa persona pokličete to osebo e perdonarla in ji odpustite. o chiederle scusa, Ali pa prosite odpuščanja. perché non lo fate per lui o per lei, Kajti tega ne boste naredili zanj ali za njo. lo fate per voi. To boste storili zase. Solo in questo modo potete liberarvi dalla sofferenza e dalle ferite che qualcuno vi ha fatto. Samo na tak način se lahko rešite trpljenja in bolečin, ki vam jih je nekdo povzročil. E andare avanti, In greste naprej, felici. zadovoljni. Non c'è l'altra strada. Ni druge poti. Perché se no vi portate dietro i pesi degli altri Sicer nosite za seboj to težo drugih. volete ricominciare da zero, volete dimenticare quello che vi è successo, ma questo sempre ve lo portate dietro. Želite začeti znova, želite pozabiti, ampak vse to vedno nosite s seboj. Solo quando riuscite a spezzare questa catena, quindi perdonare, Šele ko uspete pretrgati to verigo, ko uspete odpustiti, vi liberate se boste osvobodili e andate avanti leggeri. in boste šli naprej v veselju. E non giratevi mai indietro, Nikoli se ne obračajte nazaj, perché dietro ci saranno sempre persone che vi vorranno dire quello che voi eravate, dove avete sbagliato. kajti zadaj so vedno osebe, ki vam bodo pripovedovale to, kar ste zgrešili, kar ste naredili narobe. Le code che vi vogliono rallentare. Zadaj so vrvi, ki vas želijo ponovno zvezati. Ma voi dovete andare avanti, non guardarvi mai indietro, perché solo avanti c'è la vostra meta. Ampak naprej morate iti, ne ozirajte se nazaj, kajti pred nami je naš cilj. Io conosco tanti preti esorcisti. Veliko egzorcistov poznam, duhovnikov egzorcistov. Sapete che sono preti esorcisti? A veste, kdo so egzorcisti? No, dicono, non è una leggenda, ancora adesso scacciano demoni dalle persone. Torej ne gre za neko legendo, še zdaj izganjajo hude duhove, hudiča iz ljudi. E io ho assistito a tanti esorcismi Jaz sem bila navzoča pri mnogih egzorcizmih. e tante volte durante esorcismo il diavolo dice una cosa. In pogosto med samim egzorcizmom hudi duh izreče eno stvar. Io voglio solo un Dio di giustizia, Želim samo pravičnega Boga, non voglio Dio di misericordia. ne usmiljenega Boga. Oggi tutto il mondo chiede giustizia. Danes vsi, cel svet terja pravičnost. Se qualcuno ci ha fatto del male deve pagare. Če nam je kdo naredil nekaj slabega, mora plačati. È giusto anche che paghi, Seveda, prav je, da plača.
Però solo con la giustizia voi non vi liberate dalla sofferenza che avete vissuto. Ampak samo pravičnostjo se ne boste osvobodili trpljenja, ki ga živite. Non c'è giustizia se non c'è perdono, non c'è giustizia se non c'è misericordia. Ni pravičnosti, če ni odpuščanja, ni pravičnosti brez usmiljenja. L'ultima cosa, poi abbiamo finito, Še zadnja stvar in potem bomo è zaključili. amore. Ljubezen. Vi piace amore? Imate radi ljubezen? Vam je všeč? Siete mai stati innamorati? Ste že bili kdaj zaljubljeni? Anche io tante volte. Tudi jaz sem bila velikokrat zaljubljena. Allora, credevo nell'amore per sempre, no? Verjela sem v večno ljubezen, ljubezen, ki bo trajala za vedno. Mio amore per sempre durava un mese Ampak moja ljubezen za vedno je trajala 1 mesec e poi c'era un altro amore per sempre. in potem je prišla druga ljubezen za vedno, Anche questo durava un mese. pa tudi ta naslednja je trajala 1 mesec. Poi c'erano 3 amori per sempre, anche tutti insieme. Potem se je zgodilo, da so bile 3 večne ljubezni hkrati. E a me nessuno mi ha mai parlato dell'amore, non mi hanno detto cos'è l'amore. Meni ni nikoli nihče pripovedoval ljubezni, mi ni nihče rekel, kaj to je sploh ljubezen. Allora io pensavo che sesso era amore. In pač jaz sem mislila, da ljubezen je enako seks. Quando sono andata dopo 15 anni che non mi confessavo più a confessarmi a Medjugorje, Ko sem šla po 15 letih v Medjugorju ponovno k spovedi, prete mi fa: Anja, tu sai chi è Maria Maddalena? me je duhovnik vprašal, Anja, a ti veš, kdo je Marija Magdalena? Voi sapete chi è Maria Maddalena? A veste, kdo je Marija Magdalena? Vabbè, adesso so anche io, è santa, ma prima chi era? Dobro, zdaj tudi jaz vem, je svetnica, ampak prej, kdo je bila pa prej? Chi ha coraggio di dire? Kdo se bo pogumil? La venditrice dell'amore. Lady. E con le parole La un po' signora. più chiare? In z nekoliko bolj oziroma z bolj jasnimi besedami, Ok. prostitutka. Allora, lei ha detto che era una prostituta. Torej, da je bila prostitutka. In realtà nei Vangeli non c'è scritto che Maria Maddalena era una prostituta, V resnici v evangelijih ne piše, da je bila Marija Magdalena prostitutka. c'è scritto che era una adultera che è stata liberata da 7 demoni. Piše samo, da je bila osvobojena 7 hudih duhov. Però io pensavo che era una prostituta. Ampak jaz sem bila tudi prepričana, da je bila prostitutka. Allora Sem mislila. quando prete mi ha detto sai chi è Maria Maddalena, io ho pensato se a lui è un quiz, se a lui gli rispondo bene mi dà la soluzione. Torej, ko me je duhovnik pri spovedi vprašal, če vem, kdo je Marija Magdalena, sem mislila, da se greva kviz in da če bom odgovorila pravilno, mi bo dal odvezo. E ho detto certo che so chi è Maria Maddalena. Seveda vem, kdo je Marija Magdalena. E lui mi fa In on mi je odgovoril, tu sei peggio. ti si slabša od nje. Cosa? Prosim, Ma aveva ragione. ampak v bistvu je imel prav. Io non avevo rispetto per me, per il mio corpo, Nisem spoštovala sebe, nisem spoštovala svojega telesa. non mi amavo, non mi rispettavo Nisem se ljubila, nisem se spoštovala. e poi cercavo amore e rispetto dagli altri. Sem pa iskala ljubezen in spoštovanje od drugih. Ma se tu non ti rispetti e non ti ami, nessuno ti potrà mai amare e rispettare. Ampak če se sam ne spoštuješ, če samega sebe nimaš rad, nihče drug te ne bo nikoli ljubil, nihče drug te ne bo nikoli spoštoval. Da quel giorno 7 anni fa ho iniziato a vivere in castità. Od tistega dne, to je bilo 7 let nazaj, sem začela živeti čistost. Giornali in tutto il mondo scrivevano Ania, basta sesso, ora c'è fede. In časopisi po vsem svetu so pisali, Anja, konec seksa, na vrsti je vera. Pensavano che era una promozione per libro che doveva uscire. Mislili so, da je to pač promocija za knjigo, ki bi naj išla. Invece era vero. Ampak
To je bilo res, ne? Res se je to zgodilo. Ho ricevuto una grazia, poi a Medjugorje abbiamo costituito un'iniziativa per i giovani. Zadela me je neka milost oziroma oblila me je neka milost in v Medjugorju smo potem ustanovili neko gibanje za mlade, Che si chiama Cuori Puri, Čiste Srca. ki se imenuje Čista srca. Noi diamo delle fedine, degli anelli gratis ai ragazzi. Mladim, ki se priključijo tem gibanju, damo prstane, zastonj prstane. Loro con questo anello vanno dal proprio sacerdote che li segue e fanno la promessa di castità fino al giorno del matrimonio. In ti mladi gredo potem k svojemu duhovniku, ki jih spremlja s temi prstani in duhovniku obljubijo čistost do poroke. Pensavo che non arrivavo 5 persone, Ko smo začeli s tem, sem bila prepričana oziroma sem mislila, da se mi ne bo pridružilo niti 5 mladih. pensavo che la castità vivessero solo quelli sfigati, brutti, che nessuno li vuole, allora devono per forza viverla. Mislila sem, da pač čisto živijo samo tisti nesrečneži, grdi, ki jih tako in tako nihče noče in jim ne preostane drugega, kot da živijo čisto, a ne? Invece dopo una settimana 500 ragazzi ci hanno chiesto anello, oggi sono più di 9.000. Ampak po enem tednu se je 500 mladih obrnilo na nas, prosilo za ta prstan, danes nas je več kot 9000. E tanti ragazzi ci dicono: Ania, grazie che avete fatto questa iniziativa perché io pensavo di essere solo a vivere questi valori. In mnogi mladi mi rečejo: Anja, hvala, da si to postavila na noge, kajti jaz sem mislil, da sem edini, ki še živim te vrednote. Anche se noi nella vita abbiamo sbagliato, c'è sempre una seconda occasione. Tudi če smo v življenju naredili kaj narobe, vedno imamo drugo priložnost. Potete ricominciare da zero Lahko začnete znova. e essere un esempio per tanti altri. Lahko ste zgled za mnoge druge. Oggi ragazze mi dicono: Ania, mio fidanzato mi ha chiesto la prova d'amore. Danes mi punce pravijo: veš kaj, Anja, moj fant je rekel, da želi dokaz ljubezni. Se tu mi ami, me lo devi dimostrare, devi venire a letto con me. Če me ljubiš, mi moraš to dokazati, moraš iti spat z mano. La tua prima volta deve essere con me. Z mano mora biti prvič. Questa è la prova d'amore. A je to dokaz ljubezni? Ma così potete provare una bicicletta se non vi fa male il culo quando ci andate avanti per tanto tempo. Na tak način lahko pač poskusite bicikl, da vas ne bo bolela rit, če boste morali iti na neko dolgo potovanje. Un paio di scarpe se non vi fanno male i piedi. Na ta način lahko poskusite čevlje v trgovini, če vas ne tiščijo noge. Ma non potete provare una persona Ne morete pa na tak način Perché- preizkusiti neke osebe, perché non è un oggetto. kajti oseba ni nek objekt, nek Allora predmet. se volete una prova d'amore veramente dal vostro fidanzato o la vostra fidanzata, Če želite res dokaz ljubezni od vašega fanta, vaše punce, ditegli: senti, conosciamoci meglio, mu povejte: poslušaj, dej, bolje se spoznajva, rispettiamoci. spoštujva se. Se tu mi ami come dici per sempre, mi vorrai un giorno sposare, Če me res ljubiš zavedno in me želiš, imaš namen me nekega dne poročiti, quindi fino a quel momento viviamo in castità. živiva v čistosti do tistega trenutka. E lui o lei vi dice: te sei pazza o pazzo, In če vam on ali ona reče: pa ti si nor, vi lascia in vas zapusti e va con un'altra o con un altro, in gre za eno drugo ali za enim drugim, vuol dire che vi amava? a to pomeni, da vas je ljubil. Se voi non vi volete concedere e uno o una vi lascia e va con un altro, vi ama? Če vi ne pristanete in on ali ona odide z nekom drugim, ali vas je ljubil? Sì? Je. Questa è la risposta, avete capito? To je odgovor, ste razumeli? Non vi ama, Ne ljubi vas. non gliene frega niente di voi, Briga ga za vas. non vi vorrà mai sposare, Nikoli vas ne želi poročiti. si vuole solo e soltanto oggi divertire con il vostro corpo. Danes se želi samo pač pozabavati z vašim telesom. E ve lo dice una che ha vissuto degli amori per sempre. To vam pravi nekdo, ki je živela veliko ljubezni, večnih ljubezni. Ma mi sono sposata con quello con il quale ho vissuto
in castità. Ampak poročila sem se s tistim, s katerim sem živela v čistosti. Mio marito non siamo andati a convivere, io fino al giorno del matrimonio ho vissuto in convento. Jaz sem do poročnega dne živela v samostanu, torej midva nisva šla prej živeti skupaj. Lui il giorno prima del matrimonio è venuto sotto convento con tutto il paese a cantare le serenate sotto le finestre. On je prišel večer pred poroko skupaj s svojimi prijatelji, s celo vasjo, pod samostansko okno in prepevati serenade. Poi ha messo una scala vicino alla finestra del convento. Potem je prislonil lestev na okno v samostanu E con la rosa in bocca ha salito la scala in v usta vtaknil vrtnico in plezal gor do mojega okna. e ha portato via a me per poi portarmi in chiesa a sposarmi. In me je torej odpeljal iz samostana v cerkev pred oltar. Ognuno di voi merita di avere un amore per sempre, Vsak izmed vas si zasluži, da najde ljubezen za vedno, di essere amato da je ljubljen, fino al punto che l'altra persona è capace anche dare la propria vita per voi. da je tako ljubljen, da je ta druga oseba, oseba, ki te ljubi, pripravljena dati tudi življenje zate. E io ve lo auguro e grazie di avermi ascoltato. Jaz vam tega želim in hvala, da ste mi prisluhnili. Bravo! Grazie. Applausi non sono per me, ma sono per quello là sopra. Possiamo farlo anche in piedi. Ta vaš aplavz ni zame, ampak za onega zgoraj. Vi devo chiedere una cosa. Samo eno stvar bi vam rada še povedala. A parte i miei libri che sono usciti in tanti paesi del mondo, Torej, moje knjige so išle kar v nekaj državah, na nekaj koncih sveta adesso faccio un libro per i bambini in zdaj pišem eno knjigo za otroke su viaggi di Orso Francesco. o potovanjih medvedka Francesca. Orso Francesco oggi è arrivato a Lubiana In ta medvedek Francesco je danes prišel tudi v Ljubljano e vi chiedo se ci possiamo fare un selfie con lui, in vas prosim, če lahko en selfie z njim naredimo. perché poi lo metteremo nel libro e scriveremo anche di Lubiana per i bambini, per conoscere questo bel Ker v tej paese. knjigi za otroke bo pisala potem tudi sveda ena epizoda, kako se je medvedek Frančišek počutil v Ljubljani. Ci state? Ste za? Ok, grazie. Dobro, se bomo obrnili tja, vmes pa še ena stvar. Zdaj, če bi kdo želel kupiti knjigo Danje, Rešena iz pekla, torej knjiga je šla pred nekaj meseci v slovenščini, jo lahko kupi, če imate denar s sabo, tako ste bili dogovorjeni. Če bi pa kdo želel Anino knjigo, pa nima sedaj denarja s sabo, se lahko pa tam upiše pri Primožu in jo boste potem podpisano dvignili v knjigarni Družine. Crudo è che in Germania hanno voluto censurare da 18. Anja pravi, naj povem še to, da je knjiga v nekih segmentih zelo kruta, zelo trda, pač opisuje te stvari, ki jih je danes omenila, od posilstva in tako naprej, droge in tako naprej. V Nemčiji so celo hoteli cenzurirati oziroma prodajati knjigo samo otrokom oziroma mladim od 18. leta naprej, ampak tukaj v Sloveniji nismo dobili še nobenih negativnih odzivov.